La nuova sede del centro prelievi di Oderzo è già pienamente operativa dal 12 ottobre. È stata ottenuta dalla ristrutturazione di una palazzina sita all'interno dell'area ospedaliera grazie ad un investimento complessivo di 600.000 euro. Dal giorno dell'apertura sono già stati eseguiti quasi 7.000 prelievi per una media giornaliera di 194 al giorno. Del resto, con 64.000 prelievi all'anno nel 2008, Oderzo è un importante punto di riferimento e uno dei nodi territoriali di maggior impatto per le prestazioni erogate dall'ULSS 9. È un punto importante di presidio nel territorio. Sull'ospedale di Oderzo abbiamo investito molto in questi anni, complessivamente un investimento di 17 milioni di euro per queste risistemazioni e fra poco ci sarà anche l'avvio dei lavori al pronto soccorso. È evidente che non possiamo puntare solamente sugli ospedali capoluogo di provincia, dobbiamo anche renderci conto che gli ospedali cosiddetti di provincia sono una qualità che viene richiesta dai nostri cittadini, quindi anche Oderzo investimenti fatti significa anche la volontà di mantenere una qualità di servizio importante, penso anche il mantenimento della chirurgia, medicina. La palazzina del centro prelievi si trova in un'area distinta rispetto agli altri reparti ospedalieri con un accesso pedonale autonomo da vie altinate a partire da un'ampia zona di parcheggio e con un altro parcheggio a ridosso della struttura a disposizione degli utenti con problemi motori. Sono stati delineati percorsi specifici e agevolati per tutte le categorie più sensibili come i bambini, le donne in gravidanza e le persone che devono effettuare controlli periodici. A partire dall'inizio di novembre è stata infine attivata una funzione di cassa sia automatica che agli sportelli per il pagamento dei ticket. L'orario di apertura del centro prelievi non è mutato, da lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 9.